Nella giornata dei contagi record in Veneto, Padova sfonda quota 1000 nuovi casi in 24 ore e si conferma la provincia con più positivi, circa 12.500 in tutto il territorio. Numeri così alti preoccupano, anche se a rendere la situazione leggermente più tranquilla è la stabilità invece nei ricoveri. In azienda ospedaliera noi stiamo constatando da alcuni giorni che i ricoveri, appunto tra entrate e uscite, quindi nuovi ingressi e dismissioni, si aggira attorno ai 140. Non è che 140 sia un numero proprio basso, ecco, però il fatto di vedere che tutto sommato ci stiamo attestando attorno a questo numero di ricoveri ci fa sperare che effettivamente si possa aver raggiunto un plateau, insomma, no? È un numero che ci consente anche di sviluppare la nostra attività chirurgica, insomma, no? In azienda ospedaliera ci sono 33 pazienti in semi-intensiva e 29 in intensiva, di questi 25 sono giovani non vaccinati. In terapia intensiva abbiamo detto abbiamo 29 persone, 25 sono non vaccinate e sono giovani, hanno un'età media di 60 anni. E l'augurio è chiaramente che possano uscirne bene, però la terapia intensiva non è una passeggiata, si ha un tubo in gola e quello non è che una volta tolto uno torni ringalluzzito, bello come prima. Si spinge sulle vaccinazioni, antidoto fondamentale per contenere i contagi ed evitare forme gravi del virus. Domani si parte con le somministrazioni ai bambini 5-11 anni, grande attesa con lo spettacolo dei clown che accompagneranno i primi 826 bambini prenotati al padiglione 6 della fiera gestito dall'USL 6 Uganea. Negli ambulatori dell'azienda ospedaliera invece le prime dosi sono state somministrate oggi. L'azienda si occuperà appunto dei soggetti pediatrici più fragili, cioè quei bambini, quei soggetti in età pediatrica che sono seguiti direttamente dai nostri centri e che quindi vengono, come dire, affiancati direttamente dal pediatra che li segue e che può dare i migliori consigli possibili, insomma, ecco. Intanto, per fronteggiare la domanda crescente di tamponi, sono stati allestiti 2 nuovi punti nel parcheggio della fiera dell'azienda ospedaliera. Il gazebo per gli adulti è operativo da oggi pomeriggio, quello per i bambini sarà pronto lunedì.